Sindaco, una giornata decisamente storica, l'inaugurazione del museo multimediale in memoria di Pietro D'Asaro e finalmente si inaugura l'ufficio del turismo del comune di Racalmuto. Consente più che storica, direi una giornata certamente molto importante per Racalmuto, molto importante perché aggiungiamo un ulteriore tassello al percorso turistico-culturale del nostro paese, da affiancare ai monumenti straordinari che già abbiamo: Castello, Teatro, Fondazione Sciascia, Fontana Nove Cannole e tutti gli altri monumenti della città. Ma finalmente abbiamo anche la possibilità, che le tele di Pietro D'Asaro ritornano a Racalmuto. Tutte le tele di D'Asaro disseminate per la Sicilia in musei pubblici, collezioni private, chiese, seppur in maniera multimediale, ma noi le avremo qui a Racalmuto. Oggi è una giornata bellissima, abbiamo avuto qui Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore di Agrigento, il Colonnello Carabinieri, il Colonnello della Guardia Finanza, tantissime autorità religiose, civili e anche militari che noi ringraziamo. Abbiamo inaugurato questo splendido museo multimediale che è stato molto bello, con dei filmati e delle proiezioni straordinarie, e per questo ringraziamo anche il Riflessi Studio di Andrea Sardo. E poi un'altra chicca: inauguriamo finalmente l'ufficio turistico del comune di Racalmuto. Un comune che ha messo su un progetto turistico non può non avere un adeguato ufficio turistico. Di questo devo ringraziare l'assessore Lillo Conte, che si è molto prodigato, e abbiamo questo gioiello che possiamo ammirare e che sarà il punto di riferimento di tutti i progetti che noi faremo per il futuro per lo sviluppo turistico del Racalmuto. Ovviamente ringrazio tutta la giunta che si è prodigata, l'assessore ai beni culturali Castiglione, l'assessore alla pubblica istruzione Cinzia Leone, l'assessore all'ambiente Carmelisa Gagliardo. Ringraziamo anche il Consiglio Comunale, oggi rappresentato dal vicepresidente la dottoressa Matteliano. È una bella squadra, stiamo lavorando, ci sono delle difficoltà, però noi ci crediamo, ci stiamo impegnando e crediamo che avremo in futuro giorni migliori per questo paese, di sviluppo culturale, sviluppo turistico, perché no, anche enogastronomico, e spero e mi auguro uno sviluppo sociale. Sua Eccellenza, l'Agrigentino si arricchisce di una nuova struttura di rilievo culturale con l'inaugurazione del museo multimediale in memoria di Pietro D'Asaro, questo personaggio, questo artista misterioso. Un artista che si aggiunge a tante altre eccellenze di questo territorio e specificatamente del comune di Racalmuto, quindi comune che è ricco di cultura, è ricco di arte, e quindi anche questo è un momento assolutamente peculiare, quindi complimenti anche all'amministrazione comunale che sapientemente ha saputo, sfruttando anche i finanziamenti del GAL, costituire questo museo multimediale che spero e auspico che sia un punto di riferimento non solo dei visitatori, ma soprattutto di chi vive questo territorio, in modo particolare i ragazzi, gli studenti, fare sì che la cultura diventi anche presidio di legalità. Quindi io ritengo che questo momento ha una duplice valenza, quindi scopriamo quest'artista immenso e le sue bellissime opere, ma nello stesso tempo creiamo anche un punto aggregativo in questo comune, un punto di aggregazione che, come ho detto, auspichiamo tutti quanti che possa costituire motivo di incontro e di cultura delle giovani generazioni.